grandissimo primo tempo, abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo creato più di una volta e potevamo sbloccarla prima, e poi siamo stati bravi a sfruttare quello che abbiamo creato e abbiamo vinto una partita meritata, una partita su due volti, perché un primo tempo dominato, secondo tempo sapendo che la loro inferiorità numerica si sono scoperti un pochettino, quindi sapevamo di aspettarli e colpirli poi in contropiede, così è stato, è andata bene, merito dei giocatori che hanno veramente dato il massimo e gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il calcio di rigore è netto su Torres, ha puntato l'uomo, è stato falciato e quindi è stato un calcio di rigore. C'era uno pure prima, anzi non è stato su Maltese, poi ce n'era anche un altro, però va bene così, abbiamo sfruttato, ripeto, quello che abbiamo creato. È un avversario ostico in casa, sarà difficile venire a fare punti qua perché è una buona squadra, allenata bene, noi avevamo troppa voglia di vincere e si è visto, i ragazzi hanno messo veramente il massimo e sono contento per loro soprattutto. Sono usciti perché ho la fortuna di avere una rosa ampia, quindi è giusto dare merito a tutti. È entrato Pietro che comunque ci ha dato una grandissima mano anche nell'azione del gol, insieme a Maltese hanno creato un'azione bellissima, hanno aperto il gioco per Scalisi che è venuto da dietro e ha fatto il gol del 2-0, quindi sono contentissimo dei giocatori che hanno giocato all'inizio e contentissimo di quelli che sono entrati a partita in corso. Quelli sono veramente il nostro 12esimo, ci danno una grande carica, siamo orgogliosi di rappresentarli, di rappresentare questa grandissima comunità. Per me, come detto all'inizio, è la 100ª panchina e sono contento che l'abbiamo chiusa con una bella vittoria, importante per il morale, per la classifica e perché comunque lavoriamo per questo. E adesso testa mercoledì, gran bel campo, abbiamo trovato forse in un periodo ottimale, abbiamo potuto giocare come si è visto e quindi un grandissimo campo, non c'è niente da dire, sì è diverso di quello nostro perché il nostro è un sintetico un po' usurato, però è diverso, sì, però abbiamo giocatori tecnici che in questi campi si esaltano e ci arriviamo con la consapevolezza di affrontare una grande squadra, rispettandola, non avendo paura di nessuno, cercheremo di dare il massimo anche in questa partita. Penso che Gabriele una decina di giorni al massimo è già a disposizione.